Ma che cosa significa in italiano quando un pere è maturo? Cade su. Traduzione: quando la pera è matura, cade da sola. È precisamente un pero, la pera. Che cosa è? Per il siciliano che utilizza questo proverbio. E cosa sarebbe il suo pero? Cosa sarebbe questa pera per il siciliano? Pera, in questo caso, è una situazione che si deve venire a verificare, una situazione, un fatto. Facciamo un esempio pratico. Buono che siete a conoscenza di una situazione, di un fatto che è nascosto, è ammucciato, non si deve sapere, ma sapete bene che si verificherà e che uscirà la verità, perché la verità ne esce sempre. Curre che accade a spiatto. E questo è un altro proverbio. Quindi il siciliano, per dire, ancora i tempi non sono maturi per questa cosa, perché tanto si verificherà questa situazione, e quindi quando la situazione è matura, quando si maturerà, upero care su. E quindi automaticamente